ma vorrei anche una Verona per i giovani. Provate a chiedere ai giovani italiani che sono andati a lavorare all'estero perché l'hanno fatto. Non vi diranno che lì si guadagna bene oppure abbiamo maggiori possibilità di carriera. Vi diranno lì ci sentiamo di poter essere giudicati in maniera equa. Cioè non si tratta di soldi ma di opportunità. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Dobbiamo fermare l'Italia dei concorsi tagliati su misura, dell'opportunità per pochi e della gara a ostacoli per chi ha le idee e il coraggio di fare impresa. Dobbiamo intrecciare le energie dei giovani con il nostro patrimonio di valori, competenze ed esperienze. Questo significa anche fare un passo indietro per lasciare campo alle nuove generazioni. Dal canto loro, i giovani devono prendersi i loro spazi, devono trovare strade nuove, devono avere l'audacia di costruire il futuro. Se serve, devono anche confrontarsi con i padri, consapevoli che i risultati veri, quelli che motivano, sono quelli che arrivano sul campo, non sono mai quelli che arrivano per concessione. Consapevoli che il lavoro non è una condanna silenziosa che ti segue per tutta la durata della tua vita, ma che è il rock della vita. E su questo terreno noi imprenditori abbiamo una grandissima responsabilità. Le aziende sono il luogo privilegiato della meritocrazia, della scommessa delle buone idee e della loro trasformazione in valore. Lo abbiamo sempre pensato, ma i giovani veronesi a cui lo abbiamo chiesto in una ricerca recente ci hanno proprio detto che sono le imprese a dare loro la speranza di essere artefici del proprio futuro. Ecco perché noi abbiamo offerto ai nostri giovani la possibilità di pensare alla Verona del 2020 e il loro futuro in questa città, di costruire veri e propri progetti e tra poco vedremo insieme i primi risultati. La nostra visione è chiara e semplice. Noi abbiamo una grande potenzialità. Molto di quello che abbiamo intorno a noi subirà profondi cambiamenti e dobbiamo saper accettare il nuovo e per accettarlo ci vuole coraggio.